Puntuale è arrivato in zona San Vitale l'autobus. Con l'inizio della scuola MOM, come promesso, ha ripristinato il servizio. Soddisfatto il comitato che si è battuto a suon di lettere incontri fra Comune e MOM. Siamo soddisfatti, finalmente dopo lunga battaglia siamo riusciti ad ottenere di nuovo il nostro autobus. È andata bene, è stato bello rivederlo, a volte ci si rende conto di quanto siano importanti le cose quando ci vengono tolte, quindi è stata una bella sensazione. E questa mattina lavoratori e studenti hanno potuto prendere l'autobus, ma rimane lo spettro di una nuova sospensione, qualora non venissero realizzati i lavori per mettere in sicurezza la strada. Troppo stretta, come hanno detto più volte gli stessi autisti MOM. Una preoccupazione non da poco per i cittadini. Il comune deve intervenire, deve mettere in sicurezza questa strada, tagliare 2 rami, mettere a posto un cartello stradale. Noi che come mamme abbiamo veramente bisogno di questo servizio, è proprio necessario, davvero. Io sono contenta che rimane l'autobus perché anche io non ho il mezzo per portarla. Resta il fatto che dei lavori sono necessari e ci auguriamo che il comune di Treviso si attivi tempestivamente per fare queste opere perché questo fatto non succeda più. L'appello al sindaco. E prenderemo sicuramente un altro appuntamento con lui e con gli assessori per l'allargamento e per tutti i lavori che devono essere fatti da anni, da decine d'anni. La risposta di Mario Conte: il servizio deve esserci. Nel frattempo, come previsto nel nostro piano triennale delle opere pubbliche, ci saranno anche gli interventi di via San Vitale, che sono degli interventi di sistemazione idraulica della zona, quindi andremo a sistemare e a risagomare i fossati in modo tale che non si manifestino più allagamenti e con l'occasione creeremo anche dei golfi per il passaggio degli autobus, quindi i lavori partiranno ma non sono comunque direttamente collegati con la sospensione del servizio che c'è stata in questi giorni.